Contro il Catanzaro la Casella occasioni da gol ha fatto segnare 0, un atteggiamento mentale e tattico certamente da correggere, ne è consapevole il tecnico Raffaele Di Napoli in vista dell'insidiosa trasferta che vedrà domenica pomeriggio l'Acragas impegnata contro la capolista Foggia. L'allenatore bianco-azzurro sta meditando di tornare alla formula del tridente, un'idea che sta sperimentando in questi giorni con Gomez nella posizione centrale e ai fianchi due fra Cocuzza, Salvemini e Longo, senza dimenticare la sempre valida variante Zanini che può essere utilizzato in più ruoli, offrendo così la possibilità di Napoli di poter cambiare modulo in corsa. Certo, trovarsi di fronte il temibile Foggia impone prudenza, forse suggerisce uno scacchiere che garantisca un perfetto equilibrio fra i reparti per non prestare eccessivamente il fianco al prolifico attacco pugliese. Una partita bella da giocare, andiamo a affrontare secondo me una delle squadre candidate alla vittoria finale del campionato, gioca un buon calcio, ma sono sicuro che una cosa non ci mancherà a noi, il coraggio e la voglia di partecipare a questa gara, quindi rimbocchiamoci le maniche, ricarichiamoci e andiamo a affrontare una bella partita.